ce l'avrai più grosso e durerai di più. My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per parlarvi del quarto Sneaky Peeks che è uscito 40 minuti fa. Allora, a parte il titolo che fa pensare solamente a doppi sensi molto puliti, a parte tutto ciò ragazzi, nel prossimo aggiornamento avremo uno spazio a disposizione del villaggio più grande. Il vecchio spazio che avevamo prima era 40x40 e dall'aggiornamento in poi sarà 44x44. Come possiamo vedere da questa immagine, il layout del villaggio è completamente cambiato ragazzi. Io guardando il video di Galadon ho visto anche che è aumentata persino la fluidità nel gioco. Non so se questa fluidità è derivata da un processore più potente o è stato il gioco che è stato ottimizzato meglio. La seconda novità che hanno introdotto è che durante l'attacco non avremo solamente più 3 minuti a disposizione, ma avremo ben 3 minuti e 30 secondi. Come ho detto prima, ce l'avrete più grosso e durerete di più. Fa solo pensare male. Ragazzi, un'altra novità di questo nuovo aggiornamento sarà la durata del giorno di preparazione della Clan War. Infatti, oggi prima dell'aggiornamento dura ben 24 ore e dopo dall'uscita di questo aggiornamento durerà solamente 23 ore. Infatti hanno scalato di un'ora. A mio avviso ragazzi, questo quarto Sneak Peeks porta veramente delle novità molto più interessanti dei vecchi Sneak Peeks. Allora ragazzi, c'è un'altra novità. Allora, come potete vedere da queste immagini, il Town Hall livello 10 potrà contenere fino a 8 milioni e mezzo di risorse. Praticamente hanno aumentato di mezzo milione. Per Town Hall livello 11 spero che arrivino a 9 milioni. Spero, perché se mettono un altro deposito di elisir e di oro, praticamente il cannone falcone mi costerà tipo 10 milioni. E non c'ho sbatti di fare 10 milioni. Ecco ragazzi, queste sono le novità di questo quarto Sneak Peeks. Se io ti ho lasciato qualcosa e se non vi è chiaro qualcosa potete lasciarmi pure un commento sotto nei commenti che vi risponderò. Insomma, e questo era tutto e come al solito vi invito a lasciare un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video.